Continua il nostro viaggio all'insegna della storia della musica. Oggi parleremo dell'impressionismo. Spero che vi stiano piacendo queste introduzioni a ciascuno dei periodi del canone della musica classica. Vi invito anche ad ascoltare le musiche e i compositori citati. Impariamo e divertiamoci insieme. La musica del periodo impressionista, che va dal circa 1880 al 1925, è caratterizzata da una nuova esplorazione creativa del timbro musicale e del colore attraverso l'orchestrazione, nonché dall'innovazione armonica e melodica, in particolare nelle opere dei due compositori francesi dominanti alla fine del secolo, Claude Debussy e Maurice Ravel. Con connessioni metaforiche con l'omonimo movimento nelle arti visive, Debussy e Ravel, così come Paul Dukas, Erik Satie, Manuel de Falla e altri compositori che caddero sotto l'incantesimo impressionista, esplorarono nuovi suoni attraverso tecniche come triadi parallele e scale intere, nonché abbracciando vari argomenti impressionisti e, in generale, rompendo audacemente le convenzioni dell'era precedente del dominio tedesco romantico. Questa breve storia dell'impressionismo è la nuova puntata dedicata ai periodi principali della storia della musica. Vi invito a esplorare e scoprire i numerosi compositori e le numerose opere che esaltano ciascuna epoca, senza dimenticare alcuni degli artisti che in modo eccezionale continuano a eseguire tuttora le musiche del passato, allietando le nostre orecchie moderne. Voglio citarvi queste parole di Claude Debussy. La musica esprime il movimento delle acque, il gioco delle curve descritto dalle brezze mutevoli. Il termine impressionista fu usato per la prima volta a metà degli anni 70 del XIX secolo, come termine criticamente derisorio dei dipinti incentrati sulla luce e sul colore di un piccolo gruppo di artisti parigini, il cosiddetto Salon du Refusé, Salone dei rifiutati, fra cui Manet, Renoir, Degas e soprattutto Monet, il cui dipinto Un procès soleil levant ispirò il nome. L'applicazione del termine alla musica si attribuisce al 1880, quale estensione piuttosto prevedibile, anche se la maggior parte dei compositori a cui è stato applicato ne rinunciò il riferimento artistico. Il più famoso, Claude Debussy, affermò che quei critici che lo applicavano alla musica erano imbecilli. Piuttosto, secondo lui, indicava semplicemente la volontà di voler fare qualcosa di diverso. Nonostante tali disapprovazioni, tuttavia, ci sono effettivamente premesse estetiche e tecniche che collegano l'impressionismo visivo a quello musicale, che possono essere identificati empiricamente. La più importante è la nozione di colore. Nella musica il termine più convenzionale è timbro, che è definito in gran parte attraverso l'orchestrazione, nonché attraverso l'uso armonico, la consistenza, eccetera. L'esplorazione creativa del timbro musicale attraverso l'orchestrazione precede il periodo impressionista. Comunque, soprattutto questa generazione aprì il timbro come parametro di primo livello, da sfruttare e perseguire così com'era. In opere orchestrali come La Mer de Debussy o Daphne e Chloé di Maurice Ravel, l'uso insolito o le combinazioni di strumenti, in particolare a livelli dinamici morbidi, sono una caratteristica comune e danno alle opere un suono distintamente coloristico, aprendo nuove possibilità ai compositori successivi. Anche nelle opere per pianoforte solo, come i preludi di Debussy,
furono esplorati nuovi timbri attraverso registri estremi, insieme ad approcci unici e colorati dall'armonia e dalla melodia. In effetti, nel regno dell'armonia, il suono impressionista è più facilmente identificabile. Attraverso tecniche come triadi parallele, scale intere, sfocatura dell'identità tonale, accordi estesi o cromatici, in nona, undicesima, tredicesima, eccetera. Un altro collegamento fra musica e pittura si può individuare nel loro reciproco fascino per certi temi o argomenti impressionisti, come l'acqua, la riflessione, la fantasticheria, eccetera. Più in generale, tuttavia, gli artisti di entrambi i campi erano motivati dal desiderio di abbattere le vecchie convenzioni per esplorare nuovi metodi e nuove tecniche. Nella musica, questo significava allontanarsi dall'enfasi romantico-germanica sulle forme tradizionali su larga scala, dall'unità tematica e dallo sviluppo, a favore di forme più piccole, individuali e tecniche specifiche del lavoro. Oltre ai giganti del periodo impressionista, ovvero Debussy e Ravel, altre figure associate al movimento includono i compositori francesi Éric Satie e Paul Dukas, lo spagnolo Manuel de Falla e l'americano Charles Griff. Solo fino a una certa misura ne fanno parte anche Karol Szymanowski, Ralph Vaughan Williams, Frédéric Delius e Ottavino Respighi. Fra i compositori definibili come precursori o ispiratori dei successivi sviluppi impressionisti figurano in particolare Modest Mussorgsky, Alexandre Scriabin e Gabriel Fauré, oltre a Emmanuel Chabrier e César Franck. Inoltre, le tecniche e le sonorità impressioniste hanno avuto un grande richiamo fra compositori e interpreti jazz come Bix Beiderbecke, Bill Evans, Gil Evans e Duke Ellington. Soprattutto il linguaggio musicale, le tecniche e l'estetica impressionisti hanno avuto un'influenza diretta e profonda sul periodo rivoluzionario moderno che seguì.